Amici, buongiorno, rassegna stampa di lunedì 8 febbraio, comincia la settimana, comincia naturalmente con le notizie che ricaviamo oggi dal web e della carta stampata, ma siccome è lunedì e siccome il tempo è tiranno, andiamo subito ad ascoltare e vedere le notizie di oggi. Cominciamo da Made in Polesine, c'è questo bel servizio su una operazione che hanno fatto gli amici del club nautico Isola di Ariano. Ci hanno mandato delle foto dove fanno vedere una raccolta di rifiuti imponente ed importante proprio sull'argine di Ariano nel Polesine. E sempre su Made in Polesine c'è un servizio per ricordare che il 10 febbraio è la giornata del ricordo ed è una triste pagina di storia italiana dimenticata. Ci sarà appunto un filmato con un'intervista al dottor Lorenzo Maggi che spiega il dramma vissuto dai nostri italiani vittime della persecuzione, e nel 2004 per questo appunto è stata istituita la giornata del ricordo. Dalla piazza web, sostegno al credito alle imprese, intervento esteso a tutto il 2021. La Regione ha deciso degli aiuti alle aziende venete alle prese con gli effetti economici del Covid. Estende infatti la Regione a tutto il 2021 le misure di accesso al credito attivate la scorsa primavera, attraverso un intervento straordinario di 30 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati. Dalla voce di Rovigo, servizi sociali, il disagio giovanile è aumentato anche in Polesine. I dati parlano chiaro. I minori polesani in carico ai servizi sociali sono 530, circa l'1,2% della popolazione under 18 della provincia. Coronavirus, il caso di Geriatria Rovigo, dura presa di posizione dall'ULSS 5 polesana. Per la mancata vaccinazione c'è una dura presa di posizione di Antonio Compostela. Un operatore sanitario ha, ancor prima del dovere contrattuale, il dovere etico e deontologico di preoccuparsi della sicurezza di chi assiste. Sempre su questo argomento però la UIL ribatte: nessun operatore è contro i vaccini. Dopo la CGIL anche la UIL ribatte i vertici dell'US5 sui casi di operatori positivi. Il personale non fa parte dei Novax. Non ci sono operatori, dice Pavarin, che è responsabile appunto della UIL, Novax in ospedale. Dal Gazzettino è subito movida senza regole, assembramento ai tavolini e in piedi senza mascherina di molti giovani. L'assessore Bernardinello ritiene sia una minoranza ma avvisa: le restrizioni sono sempre nell'angolo. Sanità, uno sportello per la lotta ai bulli del web, ricordando che appunto domenica era la giornata contro il bullismo, un progetto lanciato dalla neuropsichiatria dell'ospedale cittadino, appunto uno sportello a sostegno per la lotta ai bulli del web e non solo web. Una notizia per chi viaggia: viabilità in A13, il tratto autostradale Ferrara Nord Occhiobello sarà chiuso al traffico da lunedì 8 febbraio, quindi da oggi, per 5 notti consecutive, dalle 22 alle 6 di mattino, in direzione da Bologna a Padova. Vi sarà la chiusura del traffico per consentire lavori di manutenzione ai giunti sul ponte del fiume Po. La viabilità alternativa consigliata è via Eridano, statale 16 e Santa Maria Maddalena. Dal resto del Carlino Rovigo, il punto sulle imprese: abbiamo perso 300 aziende. Infatti la provincia di Rovigo segna un saldo negativo di oltre 300 imprese, determinato soprattutto dalla chiusura di attività dei due comparti più numerosi, agricoltura e commercio. Chiudiamo con lo sport. Volley Portoviro, ritorno in casa al gusto di vittoria per il Delta Volley. Il Delta Group Rico Carni batte 3-0 Unitrento nella quarta stagione di ritorno della Serie A3 Credem Banca. Mentre per il calcio Serie D l'Adriese cade anche a Mestre, quarta sconfitta nelle ultime 6 sfide per la formazione granata, che anche contro il nero-arancio fa fatica a creare gioco e si fa sopraffare dalla brillantezza della giovane squadra veneziana, che merita i piani alti della classifica. Rassegna stampa finita. Vi ringraziamo degli ascolti e vi invitiamo domani a seguirci più o meno sempre a quest'ora, e dalle ore 12, anzi 10 minuti alle ore 12, anche su Radio Diva. Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao ciao!